Longarone Calcio, San Biagio di Callalta, Pro Roncade erano avversari storici nella stagione calcistica 1962-63. La squadra dolomitica venne decimata dall'onda devastante del Vajont. Si intreccia alla storia della tragedia il calcio. Quel 9 ottobre del 63 era un mercoledì, giornata di Coppa dei Campioni. In campo il Real Madrid più grande di sempre. Tutti sono davanti alla TV nei bar. A Longarone scendono anche dalle frazioni più a monte per vedere la partita. Moriranno quasi tutti, 1910 vittime, uomini, donne, 487 bambini, tra loro anche il capitano del Longarone e 5 giocatori. Gli altri abitavano in Cadore. Franco Di Biasio è l'unico di Longarone sopravvissuto. Io lì nella tragedia ho perso tutto, i genitori, una sorella di 11 anni, e mi sono salvato perché ero a scuola a Conegliano, facevo l'enologia. Partivo il lunedì, tornavo il sabato, questo era un po'. E allora sono riuscito a essere ancora al mondo, se no non c'era rimasto più niente, né la casa, né avevamo un'attività, una fabbrica di biscotti, proprio cancellato completamente tutto. Insomma. Sono passati 55 anni e quei giocatori delle 3 squadre rivali nel 63 si sono finalmente ritrovati grazie ad un appello lanciato da Raimondo Giuriato, classe 34, e Franco Fattori, classe 45. Ad ottobre la partita della memoria, ora a San Biagio il momento del ricordo. Anch'io ho avuto dei parenti, degli amici del mio paese che purtroppo sono rimasti nella catastrofe, e questo nell'insieme del calcio anche ho rinnovato la memoria di questi ragazzi che conoscevo. Di qui il messaggio ai giovani di oggi con i sindaci delle 3 comunità. Emozioni forti, soprattutto anche quando si conoscono i numeri e sappiamo che oltre 500 bambini in quella tragedia hanno perso la vita. Che ricorda quello che è stata una tragedia immane che ha visto lasciare sul campo letteralmente anche la vita di alcuni giovani calciatori, giovanissimi calciatori, che adesso vivono estremamente nel cuore di coloro che li hanno ricordati in queste giornate. Ci ha portato grandissime emozioni perché ci ha fatto tornare indietro di oltre 55 anni, ma ci dimostra che lo sport è vita e unità, e proprio sono valori importanti che dobbiamo cercare di trasmettere anche ai nostri giovani.